Una grande festa di famiglia che ha valicato i confini territoriali della parrocchia, raggiungendo le case di molti anche attraverso la diretta televisiva di Rai 1. Il 50° anniversario della parrocchia di Sant'Anna a Rapallo ha richiamato molti fedeli che in un clima di preghiera e raccoglimento hanno animato la Santa Messa domenicale presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco, il quale ha espresso il proprio compiacimento nel vedere una comunità così attiva e partecipe. È una grande festa, complimenti al parroco e a tutta la comunità. Ancora una volta si vede come la Chiesa non solamente presiede il popolo cristiano con i propri pastori, ma anche in qualche modo presidia il territorio, come in questo caso, da una situazione logistica un po' degradata per motivi storici di un tempo, è diventato un bellissimo luogo di preghiera, di umanità, di fede, di aggregazione. L'arcivescovo di Genova ha invitato i parrocchiani a spendersi con generosità, mettendo al centro delle proprie domeniche l'Eucaristia. Al termine della celebrazione ha scoperto una targa commemorativa e inaugurato una mostra sui 50 anni della parrocchia curata da Alessandra Rotta. Una storia particolare è quella di questa comunità istituita nel 1968, ma la cui chiesa parrocchiale è stata edificata solo 2 anni fa. È un quartiere con tante associazioni e tante persone che hanno voglia di stare insieme e di collaborare. Se non ci fosse stata la realtà di una nuova parrocchia, questa zona di Rapallo sarebbe stato un dormitorio, perché sono tutti condomini. Ecco, la grande opera della nuova parrocchia è stata quella di aggregare attorno a dei valori che tutti condividiamo, che sono quelli cristiani della comunità ecclesiale. Il momento di festa è stato frutto di un percorso caratterizzato da momenti di memoria e di formazione. Nei tempi forti c'è stata una riflessione su cosa significhi essere comunità cristiana e quindi guardando anche con memoria grata a questi 50 anni attraverso alcune foto, alcune immagini e alcuni racconti che sono stati proprio tratti dalla vita della gente di questa parrocchia e che sono stati riproposti durante il tempo della Quaresima. E poi c'è stato un aspetto anche di vita fraterna con un pellegrinaggio parrocchiale a Milano, dove c'è una chiesa che conserva le tele che raccontano la storia e la vita di Sant'Anna.